Una vera e propria offensiva è quella lanciata dalla Procura della Repubblica di Agrigento sul fronte della lotta all'abusivismo edilizio in provincia. Un fenomeno sempre diffuso, una questione politico-giudiziaria sempre aperta. Troppi i casi recenti e passati di vere e proprie speculazioni edilizie e di aggressione al territorio, come dimostra il caso di Lampedusa, con l'inchiesta che ha portato all'emissione di una decina di avvisi di garanzia e al sequestro di soldi che per gli inquirenti sarebbero frutto di tangenti. E così il procuratore capo Renato Di Natale e il suo aggiunto Ignazio Fonso hanno voluto metterci mano, avviando un monitoraggio sull'esecuzione di circa 2000 ordini di demolizione di opere abusive in città ed in provincia. Gli accertamenti sono eseguiti dal nucleo di polizia giudiziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Si tratta di immobili e manufatti di proprietà di cittadini privati. Verrà compilata la lista e verranno notificati gli ordini di demolizione a privati e comuni. La precedenza andrà a quei manufatti che sono già stati acquisiti al patrimonio dell'ente. Il primo lotto di edifici da abbattere è stato già individuato. Si tratta di 21 immobili, 6 ad Agrigento, 8 a Palma di Montechiaro, 4 a Lampedusa, 2 a Grotte ed 1 a Canicattì. In caso di mancata demolizione da parte dei privati dovrà intervenire il Comune. Gli accertamenti saranno poi estesi alle amministrazioni comunali, incaricate di far eseguire le sentenze e le ordinanze emesse dall'autorità giudiziaria. Insomma, un vero e proprio giro di vite, quello disposto dalla Procura di Agrigento sulle demolizioni degli immobili realizzati abusivamente.